Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Francesca, a te la linea. Grazie Lorenzo, bentrovati cari amici e care amiche di Radio Libertà. Oggi la pagina di oggi è dedicata al disturbo selettivo dell'alimentazione nell'infanzia. Che cos'è? È un comportamento evitante dell'assunzione del cibo da parte di bambini, anche piccoli, che viene descritto dalle ricerche come il comportamento di bambini che limitano la propria alimentazione ad una gamma ristretta di cibi preferiti, sempre gli stessi, rifiutandosi di mangiare altri cibi conosciuti o di assaggiarne di nuovi addirittura. Può diventare anche proprio un po' una fobia verso il nuovo. Oggi abbiamo con noi, per approfondire questo delicato argomento, due carissime ospiti, due gradite ospiti, a cui do subito il benvenuto: la dottoressa Greta Cetti Serbelloni, che è già in linea con noi, dottoressa in educatrice e fondatrice dell'associazione Tips for Families, che adesso ci racconterà che cosa fa la sua associazione. E abbiamo in linea con noi anche la dottoressa Cristiana De Porcellinis, anche lei dottoressa in educazione e psicologa, esperta proprio di questa materia, di questo disturbo dell'alimentazione. Buongiorno Greta, buongiorno Cristiana. Buongiorno a tutti, buongiorno Francesca e grazie dell'invito. Buongiorno, grazie come a diceva voi. appunto Francesca, io sono Greta Cetti Serbelloni e sono la fondatrice della piattaforma online Tips for Families ed educatrice. E qui accanto a me c'è la mia collega, una delle mie colleghe, Cristiana De Porcellini, e questa sera appunto parleremo di selettività alimentare. Brevemente, Tips for Families, vi spiego, nasce nel 2022 per accompagnare le coppie, le famiglie, gli insegnanti, insomma, dal momento del preconcepimento per proseguire con la gravidanza, il porperio e le varie fasi di crescita dei bambini. Come vi dicevo, è una piattaforma online che offre spunti, corsi, consulenze individuali sul mondo della genitorialità, tra la fascia diciamo tra gli 0 e i 10 anni, e ci occupiamo appunto di educazione, psicologia, nutrizione e tanto altro. Parleremo questa sera con la mia collega di selettività alimentare, quindi cosa significa nei bambini e il suo aspetto fisiologico, il ruolo diciamo del contesto emotivo e relazionale come fattore di sostegno, e come i professionisti possono aiutare in questi casi. Passo la parola, se per te va bene Francesca, a voi insomma, e capiamo come... Prima una domanda, Greta. Sì? C'è un gran bisogno di sostegno alla genitorialità, che è quello che l'associazione Tips for Families fa. Io lo vedo nel mio asilo tutti i giorni, i genitori sono come un po' smarriti. Confermi questa mia percezione di fragilità genitoriale? Sì, diciamo che spesso non si sa proprio da dove partire. Parlando proprio in generale della selettività alimentare, spesso non si sa che cos'è, cosa vuol dire effettivamente bambino selettivo e cosa può portare il genitore a preoccuparsi e quant'altro. Quindi in generale penso ci sia bisogno di sostegno, motivo per cui proponiamo anche la nostra piattaforma nelle scuole della zona, ma in generale anche come sportello psicologico, perché notiamo che dal punto di vista genitoriale ci sia un gran bisogno di sostegno, poi ovviamente dipende dagli ambiti. Assistiamo a tanti aspetti, a tante sfaccettature di questa fragilità, sia nei genitori che poi di riflesso nei bambini. Anzi, molto spesso, lo chiedo a Cristiana, benvenuta Cristiana, molto spesso è proprio il genitore che è il più fragile dei due e il piccolo, arrivato per secondo o per terzo nella famiglia, segue a ruota, perché ovviamente fa suoi dei comportamenti, interiorizza dei comportamenti dei genitori. Mm-hmm. Allora, una delle cose che volevo chiederti su questa selettività alimentare è proprio
l'interazione bambino-genitore, bambino-madre segnatamente. In realtà ti devo dire che questa era la seconda domanda perché è complessa, ma mi interessa molto e perciò adesso, chiacchierando a braccio, l'ho portata, l'ho anticipata, ma partiamo pure da questo, dopo facciamo un passo indietro. È proprio all'interno dell'interazione, quindi del rapporto madre-bambino, ma addirittura dalle prime fasi, l'allattamento, lo svezzamento, il passaggio verso l'autonomia alimentare, è proprio in questa fase che si osservano le prime forme di difficoltà alimentari. Quindi questa selettività alimentare può essere anche, questo disturbo alimentare può essere anche identificato come un disturbo relazionale della sfera affettiva. Beh, intanto ti ringrazio per la domanda, perché io ho una formazione sistemico-relazionale, quindi tendo proprio a guardare quello che accade ai bambini inserendoli nel contesto relazionale che abitano, che vivono. Quindi sicuramente i genitori hanno un ruolo nella crescita dei bambini anche rispetto all'esperienza alimentare, e quindi possono davvero essere dei fattori protettivi, un sostegno, un accompagnamento affinché si costruisca una buona esperienza alimentare fin, come dicevi tu, dai primi mesi di vita, addirittura già dal tempo dell'allattamento, che sia un allattamento al seno o al biberon. E in alcuni casi possono essere un pochino di ostacolo quando ci sono delle difficoltà, delle fragilità. Però ci tengo a sottolineare che spesso quando i genitori poi sono sostenuti, accompagnati, accedono a delle informazioni corrette, scientificamente corrette, poi riescono, no, in qualche modo a riparare, a recuperare, a sostenere i bambini, anche se magari c'è stato un inizio un po' difficile. Nulla è irreparabile per la psicologia, è vero? Nulla è irreparabile, cerchiamo proprio di lavorare in quel senso lì, sia un po' preventivo prima e di sostegno, di supporto durante e dopo. Sì, allora la ricerca su questo argomento e su tutti i disturbi alimentari, che sono veramente pesanti in talune circostanze, perché la selettività alimentare ha delle varie sfumature, può essere limitata a un periodo transitorio della prima infanzia, poi passa, anche perché il bambino entra anche con l'adolescenza, entra nella società, e quindi anche solo le feste di compleanno eccetera fanno sì che si smorzi un po' questo disturbo, oppure può avere delle forme anche più gravi, che quindi si trasformano in patologia o in disfunzione vera e propria. Ecco, alla base di questa seconda gravità, di questa seconda entità, non mi viene il termine corretto, la ricerca ha visto che le mamme di bambini con questi disturbi, quindi nella forma più grave, tendono a essere più ansiose, più controllanti, più coercitive, obbligano a mangiare tutto, sono più sensibili, oppure sono eccessivamente stimolanti verso i bambini, sono anche spesso meno affettuose e sono anche più depresse magari, no? Ecco, quindi questi disturbi della personalità della mamma vanno ad influire nel disturbo dell'alimentazione, è corretto? Sì, non sempre c'è una linearità così chiara, però sicuramente tutto l'aspetto relazionale dell'attaccamento, in buona parte materno ma anche paterno, può avere un'influenza, come dici tu, però non c'è una linearità così chiara, cioè ci sono sempre, diciamo, nello sviluppo di queste difficoltà, di questi disturbi, c'è sempre un po' un'eziologia complessa e quindi una serie di cofattori, tra cui anche quelli genitoriali e relazionali. Sì, anche quindi quelli. Quali sono i comportamenti tipici nel bambino, i sintomi tipici utili a identificare questo disturbo dell'alimentazione selettiva? Che cosa fa il bambino? Allora, bisogna fare un passettino indietro, nel senso che allora, dal punto di vista fisiologico, cioè come anticipavi prima tu, una fase dell'età evolutiva in cui si possono comunque osservare dei comportamenti selettivi
che possono rientrare in una fisiologia e in una transitorietà. Teniamo a mente che i bambini, quando si approcciano al cibo solido, passano da una fase molto esplorativa, che è quella che va diciamo dai 6-7 mesi ai 15-18 mesi, a una seconda fase che viene chiamata fase selettiva. Quindi subentra quello che in gergo chiamiamo neofobia, quindi, per cui i bambini iniziano proprio in termine quasi geneticamente programmato a selezionare alcuni cibi, a rifiutarne altri, anche magari cibi che prima assaggiavano, conoscevano. Neofobia, perdonami, faccio una piccolissima spiegazione. Neofobia si intende la paura del nuovo, quindi in questo caso di cibi nuovi. È corretto, giusto? Sì, di cibi nuovi che o non sono mai stati presentati prima, quindi un piccolo appunto può essere quello nei primi mesi legati allo svezzamento di esporre i bambini a una vasta varietà di cibi, colorati, cibi di varie consistenze, di vari gusti, anche frutta e verdura, in modo che comunque il bambino possa fare quel tipo di esperienza sensoriale. A volte accade che anche se c'è stata questa esposizione corretta prima, il bambino non riconosca determinati cibi che magari prima mangiava, assaggiava, cui era stato esposto, quindi subentra questa fase di cui parlavamo, questa cosiddetta neofobia. Nella maggior parte dei casi, nei primi anni di vita, quindi dai 2 ai 5 anni, si possono proprio osservare dei tratti di selettività alimentare che, come dicevo, possono essere fisiologici, e però devono essere accompagnati e supportati nel giusto modo dal contesto relazionale. Parliamo invece di una difficoltà più strutturata che può poi portare, come dicevi prima tu, a un vero e proprio disturbo alimentare, quando questo tipo di manifestazione nei bambini assume delle caratteristiche specifiche. Quindi il numero di alimenti, ad esempio, delle caratteristiche specifiche quali possono essere che il numero di alimenti accettato è molto basso, quindi parliamo di bambini che magari accettano massimo 4-5 alimenti. In secondo luogo anche lo stato di salute inizia ad essere compromesso, quindi c'è un'incapacità nell'assumere un adeguato apporto nutrizionale ed energetico. Osserviamo un'evidente perdita di peso e infine, non per importanza, osserviamo anche proprio delle difficoltà nella socialità. Quindi sono bambini che magari fanno anche poi fatica a stare nel contesto sociale e relazionale, proprio perché questo tipo di difficoltà è pervasiva, invadente, invade anche un po' il funzionamento. Certo, e mi permetto di suggerire un'altra cosa, quindi diciamo il genitore, in particolare la mamma, in ansia per questa mancanza per questa carenza nutrizionale, tende ad diventare più permissiva e quindi a rifilare al bambino integratori, alimenti altamente energetici, i dolci, gli snack, le patatine a tutte le ore del giorno e della sera. Quindi questo poi va fa scattare delle ulteriori conseguenze ancora più gravi, insomma. Mm-hmm. Sì, ecco, scusami, stavi dicendo? No, dico che come ben dicevi tu, quello che può accadere è che poi i genitori siano molto spaventati da questa restrizione così importante, che quindi, pur di vedere il bambino assumere almeno una quantità di cibi, tendono a proporre sempre solo i cibi che vengono in qualche modo graditi e accettati dal bambino. Nella realtà quello che invece può essere protettivo e di supporto è comunque proporre al bambino tutti i tipi di cibi, sia quelli graditi, sia quelli tollerati, ma anche quelli che vengono rifiutati, perché in alcuni casi anche solo l'esposizione visiva va in qualche modo ad ammorbidire tutto quell'aspetto restrittivo di cui parlavamo prima. Quindi proprio il suggerimento è di riuscire a controllare la preoccupazione e di comunque proporre anche cibi che vengono più volte rifiutati.
Allora, come intervenire oltre che con questo ultimo suggerimento? Poiché l'evitamento del cibo a volte è legato anche alle sue proprietà sensoriali visive, quindi l'aspetto, il colore, l'odore, il gusto, la consistenza soprattutto, no? Il famoso rifiuto dei cibi mollicci, delle verdure verdi, ecco, di queste cose che possono essere un po' così idiosincratiche magari per il bambino selettivo. Come possiamo fare? Perché qua scatta il che fare davanti a un caso. Adesso intanto faccio una piccola parentesi, perché proprio a scuola abbiamo avuto anni fa una bimba altamente selettiva. La mamma è entrata in asilo, la bambina avrà avuto 20 mesi, è entrata da noi al nido dichiarando che la bambina mangiava solo polpette al sugo, che al di là dell'aspetto buffo, insomma, che ci ha fatto anche un po' sorridere, perché abbiamo immediatamente visto il comportamento della mamma prima di quello della bambina, che veniva per conseguenza. Certo. E quindi queste polpette al sugo poi nel giro di un mese sono state prontamente sostituite da altri cibi a scuola. Poi probabilmente a casa sua avrà continuato a mangiare solo polpette al sugo e quindi ci aveva fatto anche, però là per là abbiamo avuto delle difficoltà nell'affrontare questa mamma, ecco. E quindi queste polpette al sugo erano appetibili, mentre, che so io, polpette al pesce non andavano bene, a parità di consistenza. Ecco, quindi come fare per presentare anche banalmente il cibo nel piatto al bambino selettivo? Allora, intanto permettere al bambino di fare un'esperienza anche sensoriale, quindi oltre che gustativa, permettere al bambino di entrare in rapporto con il cibo con tutti gli altri 5 sensi, quindi lasciare il bambino libero di toccare il cibo, manipolarlo, di sporcarsi, di cucinare con i genitori, lasciare al bambino la possibilità di approcciarsi al cibo anche con diverse texture e consistenze, non escludere mai dei cibi a priori con la certezza da parte dell'adulto che tanto non lo mangerà, no? E un po' quello che raccontavi prima tu, mangia solo le polpette. È importante essere onesti nei confronti dei bambini, quindi non nascondere il cibo o imbrogliare rispetto a quello che è presente nel piatto. È importante, come dicevo prima, che vengano comunque presentati sulla tavola tutti i tipi di cibo, quelli graditi, quelli tollerati. Per tollerati intendo che magari non sono tra le prime scelte del bambino, ma che magari assaggia, può sperimentare, può unire ad altri cibi, e anche i cibi che vengono rifiutati, perché non è detto che quello che è rifiutato oggi verrà rifiutato in futuro. È importante non etichettare il bambino come selettivo o rifiutante, perché questo può avere delle ripercussioni sia a livello identitario che a livello comportamentale, e cercare a livello più educativo di non utilizzare il cibo come ricompensa o fare in modo che diventi uno strumento per attuare dei ricatti emotivi, ad esempio dai mangia altrimenti la mamma o il papà sono tristi, e infine evitare di offrire 1000 alternative, perché quello diventa confusivo e spesso non è agevolante. Ultimissimo aspetto, non per importanza, è quello che accade intorno alla tavola, quindi che i genitori possano essere promotori di buon esempio, per cui non possiamo chiedere ai bambini di assaggiare determinate cose se siamo noi i primi a non tollerare, non accettare determinati cibi. Certamente. Cercare il più possibile di promuovere un'esperienza positiva anche dal punto di vista emotivo e relazionale. C'è un altro elemento che è questo, mi viene in mente adesso ascoltandoti, che è quello di creare una convivialità a tavola, ovvero molto spesso i bimbi, soprattutto quando piccoli, vengono messi a tavola prima, alle 6:30, alle 7, lì viene somministrato il cibo in esclusiva al bambino con questa mamma servente, diciamo così, dopodiché il bambino viene messo davanti alla televisione e i genitori finalmente possiamo cenare noi due. Io non lo trovo corretto e non lo trovo di sostegno al bambino in questo frangente. Uno, perché vede
sulla sua tavolina apparecchiata, seggiolone o tavola che sia, soltanto i cibi riservati a lui, e quindi potrebbe anche mettere in atto un capriccio rifiutante. Inoltre non ha la possibilità di emulare i genitori che mangiano di tutto e che colgono il cibo da una tavola imbandita con tante cose. Quindi un eccesso di attenzione sul cibo del bambino, che può anche diventare così un'insistenza genitoriale un po' eccessiva, un'attenzione centrata sul bambino e su questo piatto che diventa un po' angosciante. Cosa ne pensi di questo come suggerimento? Sì, intanto ti ringrazio perché hai introdotto un tema anzi due temi importantissimi. Uno che è quello della convivialità, quindi il più possibile, quando l'organizzazione della famiglia lo permette, cercare di stare a tavola insieme e evitare di creare dei momenti separati, proprio perché il cibo non è solo nutrimento organico, ma è anche nutrimento relazionale. In secondo luogo, il poter essere esposti al fatto che i genitori assaggiano determinati cibi, anche magari quelli rifiutati dal bambino, può essere rassicurante e permettere di fare quello switch di cui parlavamo prima. E in terzo luogo, per il non utilizzare determinati distrattori come possono essere gli schermi, ha una funzione importantissima e protettiva, ovvero quella di aiutare il bambino ad autoregolarsi, quindi di riconoscere il proprio senso di fame e di sazietà. E questo è possibile solo se non ci sono dei distrattori importanti come possono essere gli schermi. Ottimo, questo apprezzo particolarmente quello che hai appena detto. Magari anche il cucinare insieme può essere un'attività utile, perché diventa un gioco, soddisfa le esigenze relazionali e soddisfa la spontanea curiosità del bambino, che magari può manipolare i cibi prima di assaggiarli, e quindi potrebbe essere anche un buon suggerimento questo. Allora, noi abbiamo quasi terminato il nostro spazio. Io ridarei la parola a Greta, che ci ha aspettato con pazienza. Chiederei a Greta dal vostro ricco calendario di iniziative per la genitorialità, che ricordo sono anche aperte, questi corsi online sono aperti anche a formatori, a educatori, eccetera. Le chiedo la conferma che si terrà prossimamente proprio un piccolo corso su questa tematica. Quando e dove e come fare ad iscriversi? Sì, allora il prossimo incontro sarà il 18 febbraio via online, e il titolo del corso è Perché mio figlio non mangia, ed è appunto sulla selettività alimentare. Sarà alle 21 e sarà condotto dalla mia collega Cristiana De Porcellini, psicologa che avete appena avuto modo di ascoltare, e ci sarà anche un altro pezzo molto importante di cui si occuperà una logopedista, una collega, Giorgia Banzato, e l'incontro sarà di circa 2 ore. Ci sarà appunto alla fine anche uno spazio di confronto per gli iscritti rispetto a questa tematica. Per iscriversi potete scriverci alla nostra mail info@tipsforfamilies.it, oppure consultare le nostre pagine. Ti fermo un secondo. Sì? Allora, Tips si scrive T di Torino, Imola, sì. Palermo, Savona. Sì. Savona, Tips for Families. Esatto. .it, giusto? Perfetto. Esatto. Il costo, la durata l'abbiamo detto, il costo del corso? E il costo del corso sono 45 euro per 2 ore, appunto, con le 2 professioniste. Sì. Sarà online alle 21, questo l'ho già detto. E per l'iscrizione potete appunto scriverci alla mail appena comunicata, oppure seguirci sulle nostre pagine social, sia di Instagram che di Facebook. Tips for Families con la T maiuscola ci trovate. Perfetto, io vi ringrazio moltissimo di essere stati con noi in compagnia nella nostra pagina Largo ai Bambini su Radio Libertà. Avremo modo sicuramente di riapprofondire altri argomenti,
e potremmo anche parlare di chi mangia troppo a questo punto. Cristiana, cosa ne dici? Mhm. Mi Oggi sembra abbiamo parlato una di chi mangia troppo bellissima poco. idea. Bene, allora io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon aperitivo a questo punto. Noi che siamo equilibrati nel cibo, un aperitivo ci può stare stasera. Grazie Bene, a te e grazie a tutti dell'ascolto. Ciao, Grazie grazie. a A tutti. presto, buona Grazie serata. a tutti grazie a tutti da Francesca Corbella, sempre in alti cuori. Alla prossima. Avete ascoltato Largo ai bambini,